Benvenuti e benvenuti al Palasport di Rubano per la seconda giornata del campionato Under 19 Eccellenza. Oggi a sfidarsi qui nella casa della Virtus Padova, la Virtus Padova e De Zennis Verona. Seconda sfida nella prima giornata, entrambe le formazioni sono risultate vincitrici, con Padova che ha vinto in casa di Vicenza, mentre la formazione ospite ha vinto anch'essa nel primo turno. Date che trovo tutti i dati, ha vinto anche nel primo turno, quindi arriva qui con voglia di vincere di nuovo. Ha vinto 93-44 in casa contro Derzo. Le due formazioni sono affrontate in amichevole poche settimane fa, vittoria netta per Verona, che oggi però fa a meno di Teo Rimbeua, giocatore nel giro della nazionale under 18, che ha giocato gli europei quest'estate, che oggi coach Gallea non ha a sua disposizione. Formazione veronese che è formata da un folto gruppo di ragazzi del 2006 e del 2007, che l'anno scorso, gruppo 2007 in under 17 è arrivata alle finali nazionali, uscendo solo perché in un girone estremamente competitivo, con altre due squadre che sono poi con tre squadre che sono poi arrivate tra le prime 4 nel campionato italiano, ovvero Trento, Bassano e Venezia, in un girone che era praticamente l'edizione delle 4 venete qualificate. Per Padova ci sono diversi giocatori che giocano anche nel campionato di Serie B interregionale: Cavana, Marquette, Guevarra e Padovani. Vediamo il coach Pitarello, che abbiamo visto Marquette non essere al 100% delle condizioni, si è allenato anche prima con la prima squadra, che giocherà di nuovo su questo campo mercoledì alle 20:30 contro Ferrara, sempre qui al Palasport di Rubano. Tutto pronto, mancano 30 secondi all'inizio della sfida. Il coach con le ultime indicazioni per l'inizio, prima dell'inizio della gara. L'anno scorso questa palestra, la sfida fu l'ultima del girone di ritorno, sfida ininfluente perché Verona era già sicura di non riuscire a qualificarsi, nonostante abbia fatto il girone di ritorno col miglior record del campionato. La sfortunata sconfitta all'ultimo tiro con Trento l'aveva condannata a non poter entrare come quarta nel novero delle finali nazionali under 19. Coach Gallea confermata la guida della squadra, così come coach Pitarello per la Virtus Padova. I due si trovano nuovamente dopo le due sfide dell'anno scorso. Abbiamo già i due quintetti, dovremmo averceli su quello che è eccoli qua in campo. Per Padova Tommaso Pilone, Francesco Padovani, Aaron Guevarra, Isacco Marquette e Alessandro Cavana, e 5 giocatori che, come dicevamo, sono coinvolti con la prima squadra. Per la formazione ospite abbiamo i due fratelli Frosini, con numero 11 e numero 17, con numero 13 Pittana, con numero 18 Mecenero e con numero 33 Righetti. Insomma, la squadra di Verona è una squadra estremamente fisica. Vedremo se questa velocità sarà un fattore determinante anche oggi. Palla 2 alzata e si comincia. Primo pallone per Padova, controllato da Marquette, e Guevarra a gestire quello che è il primo pallone della partita. Pick and roll da giocare con Pilone, poi ghost screen di Cavana che si apre per ricevere, vuole puntare in 1 contro 1, fa cascare il difensore, tiro corto sul ferro, rimbalzo del Padovani che sbaglia anche lui, altro rimbalzo in attacco per Pilone. Marquette con la tripla, vuole riprendere il discorso da ieri, il tiro però non è a bersaglio, ma buon inizio necessità per Padova. Mecenero a gestire il primo pallone per Verona, cieco di Righetti e appoggio facile per il numero 18. Mancata comunicazione qui tra Guevarra e Padovani. Guevarra in palleggio, arriva fallo da parte di Pittana e rimessa laterale per Padova. Zipper per far ricevere Marquette, la palla poi si apre per Pilone in angolo, consegnato proprio per
classe 2006, palla dentro per Pilone, aiuto di Righetti, molto ben fatto, scarico fuori, Guevara deve fare un altro tiro da 3 punti, corto anche questo, rimbalzo di Righetti, la palla viene spinta per Pittana che trova ancora Righetti, prende il tiro senza pensarci, il numero 33, è uno dei giocatori più pericolosi della squadra e lo fa vedere fin da subito. Guevara in palleggio, finto blocco di Padovani, poi uscita per Marquette che non riceve, uscita, situazione di Kinder per Padova, Padovani consegnato per Marquette, viene a bloccare ancora Padovani, attacca forte Marquette il fondo, 33 punti lui nella prima partita, Pilone prova a tenere il perno, non ci riesce ed è rimessa per la formazione veronese che è partita molto forte, già 5-0 dopo 1 minuto e 25 di gioco. Ancora Pittana a gestire il gioco, la palla viene aperta in situazione di flare proprio per Pittana che prende il tiro, long 2 non va, si lotta a rimbalzo, tocca a Mecenero, la prende Fratelli Frosini, Cavana prova a rubare il pallone da dietro, commette però fallo. Massimo Frosini è riuscito ad andare a prendere il rimbalzo, ovviamente con la fisicità di Verona per Padova è importante cercare di contenere queste situazioni di rimbalzi, in questo caso buon lavoro da parte del numero 17, Mecenero riceve palla in angolo e Righetti fa una delle classiche infrazioni che fanno più arrabbiare gli allenatori ma sono anche un po' più inevitabili, ovvero mette il piede sulla linea laterale, rimessa per Padova, palla persa, Banalotta qui, ancora Frosini a bersaglio, il numero 17, 7-0, inizio fortissimo per Verona. Marquette col pallone, Stagger per Guevara che se la vuole giocare, la palla è per il numero 9, viene a bloccare Pilone, va sul lato opposto Guevara, cerca lo scarico, alta deviazione, altro tocco della difesa, la palla viene recuperata ancora da Verona e lanciata poi per Frosini, scarico sotto, Padovani recupera in qualche modo il pallone insieme a Pilone, prova a alzare un po' il ritmo, Padova, palla in angolo per Guevara che attacca il recupero, trovato Padovani in qualche modo, si prende la tripla Padovani, non va neanche questa ma un buon tiro per Padova in ritmo, mani però fredde per la formazione di casa, Pittana, trovato Mecenero, finta consegnato, vorrebbe prendersi la tripla, rinuncia, la palla arriva dentro dalla Frosini che se la gioca sul perno, semigancio destro, bel lavoro di Padovani in difesa, rimbalzo per Guevara, prova a tenere alto il ritmo Padova, finto blocco di Marquette che poi riceve il blocco di Pilone, va dentro, cambia tempo, Cavana attacca recupero, trova il fallo da parte di Mecenero e sarà rimessa per la formazione di casa. Questi ritmi sono quelli che più sono congeniali a Padova rispetto all'inizio un po' lento che ovviamente favorisce una squadra più fisica e ben allenata come Verona che ovviamente va così a usare le sue qualità migliori. La palla arriva a Cavana, ricezione per Guevara, viene a bloccare Padovani, slip di Padovani, Guevara va dentro, scarico, ottima lettura da parte di Massimo Frosini, Righetti si inciampa col pallone, Cavana lancia forte per Marquette che vuole andare a appoggiare, sblocca Padova con i primi due, con un bel up and under proteggendosi col ferro. Mecenero qui ovviamente si spara a canestro contro Padovani, si gira verso il fondo, appoggia il tabellone, sbaglia, bel rimbalzo ancora in attacco per Verona e altri 2 punti per la formazione ospite che torna avanti di 7 lunghezze. Guevara col pallone, trovato Cavana in punta, viene a bloccare Pilone, molta aggressività da parte di Verona, da parte in questo caso di Massimo Frosini che va a commettere fallo, però giusta l'idea di provare a non far giocare facilmente il pick and roll a Padova. C'è il primo cambio, esce Righetti, entra Davide Vinco. Blocco cieco di Pilone che poi riceve, ribaltamento per Cavana, palla per Guevara, pick and roll da giocare ancora con Pilone, Cavana riceve sulla sponda, la palla torna a Guevara, pochi secondi per andare al tiro, 4-3, Guevara dovrà inventare, non è certamente un capolavoro il tiro del numero 9. Buona difesa da parte del neoentrato Vinco che si è fatto ben valere in questa situazione.
La palla è per Pittana, ancora lui a gestire il gioco contro la pressione di Marquette. Pittana batte il numero 36 che rischia anche di commettere fallo. La palla arriva a Frosini che sbaglia il tiro, lotta il fratello a rimbalzo, Matteo, palla per Mecenero, 2 punti, ottima giocata di intelligenza il numero 17 che chiuso scarica il pallone al compagno. Mi sta per entrare in campo Pietro Bedin, riceve Marquette in punta, blocco forte di pilone, attacca il numero 36, trova le mani di... Vediamo chi ha stato dato il fallo, direi al numero 13, quindi a Pittana nel tentativo di forzare il blocco ha dato a commettere fallo. Escono Marquette e Pirometto. Marquette non nelle migliori condizioni, mentre per la formazione ospite entra il numero 14 Mazzoccolo e il numero 16 Stocco. Mazzoccolo arrivato da Vicenza, classe 2007, ragazzo molto molto interessante. Guevara col pallone, fallo in attacco con Bettio neoentrato che prova ad aggiustare l'angolo di blocco, commettendo però fallo in attacco, e quindi la palla è nuovamente per Verona. Questo è uno dei possibili benefici di provare a essere sempre iperaggressivi sui blocchi, che obblighi i lunghi ad aggiustarli fino all'ultimo, e ogni tanto questo può anche portare a qualche palla persa. Rimessa per Verona con Vinco a occuparsi del pallone. Numero 72 supera la metà campo, ho trovato Frosini, ancora situazione di flare, cambio della difesa, Bettio fa un buon lavoro, la palla arriva ancora al numero 72, scarico dentro, va su con altri 2 punti Verona con Frosini. Francesco, palla per Cavana in punta, go screen di Padovani, attacca Cavana che vuole andare su e trova 2 punti in entrata. Primo canestro costruito dall'attacco di Padova. Cavana è stato uno dei migliori realizzatori del girone l'anno scorso, trova i primi 2 punti della partita. Ricciolo forte, tiro sbagliato per Stocco, rimbalzo per Guevara che vuole provare ancora a alzare il ritmo, attacca Guevara, va su, fallo on the floor nell'indicazione arbitrale, quindi prima dell'azione di tiro, e quindi rimessa per Padova, rimessa laterale. Questa è l'indicazione arbitrale. Cavana ad occuparsi della rimessa, si apre Bettio, consegnato, flip per Cavana, la palla torna a Guevara, c'è il fallo questa volta da parte di Vinco. Adesso la stessa questione di prima, semplicemente al contrario, 2 tiri liberi per Guevara che può sbloccarsi così nella partita, mentre entra Romani e torna in campo Mecenero, ha fatto molto bene nel suo inizio, già 4 punti per lui. Guevara sbaglia il primo tiro libero, un altro a sua disposizione per provare ad accorciare un paio di distanze per Padova. Segna il numero 6 Vinco con la chiamata per l'azione offensiva sulla pressione di Guevara. Bettio prova a toccare il pallone, ancora il flare, passaggio impreciso da parte di Mazzoccolo e rimessa per Padova con la palla che si perde fuori. Situazione giocata più volte da Verona, in questo caso meno preciso l'attacco giallo-blu. Guevara in palleggio, si apre Cavana, consegnato un po' difficoltoso ancora per Guevara, uscita per Bedin che attacca di mano sinistra, giro, scarico per Bettio che va su di mano sinistra, sbaglia però l'appoggio, c'è il rimbalzo e la ripartenza per Mecenero che conduce lui stesso il contropiede. Guevara qui prova a forzare il blocco ed è lui a commettere fallo, un'indicazione arbitrale. Primo fallo personale per il numero 9. È rimessa in zona d'attacco per Verona. Situazione di Zipper con Stocco che riceve, poi c'è l'uscita per Mazzoccolo che nell'interpretazione arbitrale commette infrazioni di passi. Situazione al limite, però questa è stata la scelta arbitrale. Partenze dinamiche che ovviamente negli ultimi anni sono state un po' più complesse da gestire per gli arbitri, con l'introduzione del passo zero. Guevara in palleggio, uscita per Cavana che non riceve
poi palla per Bedin, controllo ancora difettoso Padova con un po' di problemi nella gestione della palla. Qui Cavana la prende bene, palleggio, resto e tiro con separazione, il tiro non va, rimbalzo per Mecenero che spinge ancora lui in transizione. Vuoi dare una mano a Padovani? Bello 1 contro 1 in coast to coast da parte del numero 18, che ovviamente ha una velocità diversa rispetto ai suoi pari ruolo di Padova, e 2 tiri liberi per lui. Primo dei quali realizzato, che gli dà il +9 per la formazione ospite. Due su 2 per Mattia Mecenero e di nuovo vantaggio in doppia cifra per Verona, 15-5. Blocco step up di Guevara, poi viene a bloccare Bettio, la palla arriva alla fine a Guevara che vuole attaccare di prima intenzione, scarico e altro fallo, questa volta da parte del numero 8 Romani, e saranno altri 2 tiri liberi per Guevara, quello che sta riuscendo a creare maggiori grattacapi alla difesa di Verona, riuscendo un po' a uscire dallo spartito. Aaron Guevara, classe 2006, quest'anno seconda esperienza nella prima squadra, l'anno scorso coinvolto in binazionale, quest'anno nei 10 della rotazione di Corso De Nicolao. Tra l'altro i primi 2 punti stagionali nella prima partita, poi ha giocato anche ieri nella vittoria contro Gorizia, 1 su 2 ancora per lui. Palleggio, resto e tiro senza pensarci per Vinco che però sbaglia. Guevara vuole spingere ancora in transizione, prende una tripla senza troppo ritmo e la manda a bersaglio. Guevara si sblocca e prova anche a gasare un po' i compagni, riprendersi dallo shock iniziale. Cavana prova a essere iper aggressivo, ma commette fallo, è il secondo fallo personale per Cavana. Infatti arriva il cambio, penso adesso per lui, almeno viene preparato, mentre Vinco va in lunetta a segnare il primo tiro libero. Ha un altro tiro a sua disposizione, il numero 72. Lo segna ed ecco che arriva il cambio. Esce Cavana e torna in campo Marquette. Quindi scambio di guardie per Padova, anche se ma sono più point guard che guardie. Guevara in palleggio, triplo stagger, poi diventa uno stagger normale. Guevara con un passaggio un po' impreciso, gli torna la palla in mano, proverà ancora lui a attaccare sul cambio contro Mecenero. Vuoi giocarsela Guevara, a rischio di accompagnata, va su and one per Guevara, segna col fallo, tiro libero supplementare in arrivo. Guevara giocatore di talento sicuramente, ma che ha anche una grande dose di carisma e di leadership che è mancata nella seconda metà di stagione l'anno scorso all'Under 19, non per sue mancanze dal punto di vista tecnico o fisico, ma perché ha avuto un infortunio alla caviglia in allenamento con l'Under 19 che lo ha tenuto fuori per quasi tutto il girone di ritorno. Adesso col gioco a 3 punti può riportare Padova a 5 lunghezze di distanza. Quasi tutti i suoi punti finora per Padova, 7 per 8 scusatemi per Aaron Guevara sui 12 di Padova. Segna Guevara, Vinco contro Marquette, la palla arriva in angolo per Romani che prende per Romani che tira e sbaglia, rimbalzo del Padovani, adesso prova a prendere un po' di fiducia la formazione di casa. Guevara attacca al fondo, la palla arriva a Bettio, ribaltamento poi in angolo per Bedin che se vuole giocare spalle, la palla torna a Marquette, ancora per Bedin, trovato il cambio, bella extra pass, buon tiro costruito per Padovani che va a bersaglio con la bomba e la Virtus torna a -2. Qui giocata ben costruita, leggendo i vantaggi che si erano creati. Righetti che è tornato in campo col pallone, pick and roll come Cenero, cambio aggressivo di Padovani, Romani palla in angolo, Stocco non trova il passaggio per Mecenero e la palla si perde sulla linea di fondo. Padova che ha trovato un po' di energia e intensità in questo finale di quarto
Romani con un controllo difettoso, ma non palleggia, quindi non è giustamente accompagnata. Righetti prova il tiro, sbaglia. Guevara corre in balzo e va a trovare il fallo di Stoke, qui giocata di astuzia del numero 9, che ha la possibilità di raggiungere la doppia cifra in caso di 2 su 2. Mentre torna in campo per l'autore del fallo Stocco, Massimo Frosini. Fuori il primo tiro libero per Guevara, unica nota un po' stonata del suo primo quarto, 3 su 6 dalla lunetta, che non è esattamente le sue cifre d'abitudine. Segna il secondo Guevara e porta Padova a -1. Vinco col pallone, e lui a gestire anche situazioni di gioco. La palla arriva a Mecenero che vuole giocarsela, taglio forte di Frosini che va a trovare il fallo da parte di Bedin. Giocando molto bene a due Mecenero e Frosini, già la seconda o terza situazione in cui i due si trovano. E 2 tiri liberi per il numero 11. Segna il primo, ridà 2 lunghezze di vantaggio a Verona. Due su 2 gioco, e quindi si torna a 3 lunghezze di vantaggio per la formazione ospite. Marquette a gestire il pallone. Stagger per Guevara che attacca direttamente, palleggio, arresto e tiro lungo, rimbalzo per Righetti. Vuole spingere adesso con Vinco, la palla arriva a Romani, la palla torna a Vinco che rinuncia, attacca al fondo, bel jab step, scarico in angolo, molto ben costruito da Romani e gran canestro. Buona collaborazione tra i due, hanno mantenuto il vantaggio per trovare poi un gran bel tiro e Verona riallunga su +5. Guevara riceve in punta, blocco di Padovani, prova a passare in mezzo allo show Guevara, Padovani lotta, la prende però Righetti, la palla va a Mecenero che alza per Romani che ci mette la giusta dose di mostarda e va a schiacciare il +7. Grande lettura nel 2 contro 1 di Mecenero, che ha detto che non si può buttare la palla alta, si butta con dei buoni atleti in squadra, e bella schiacciata per il numero 8 Padovani con un controllo un po' difettoso ancora. Guevara cambio non cambio, Guevara dovrà attaccare ancora, palleggio, arresto e tiro, esce anche questo, rimbalzo per Romani che tra tripla e bomba adesso è il più caldo di Verona. Righetti va, trovato Frosini che in qualche modo realizza e non c'è niente da fare. Con ritorno in campo di Massimo Frosini, Verona ha rigirato la frittata. 8 secondi per la fine del quarto. Blocco di Bettio, cambio ancora di Frosini, raccoglie il palleggio, pull up free per Isacco Marquette, uno dei suoi marchi di fabbrica. Movimento reso celebre da Kevin Durant con l'hesitation prima di raccogliere per tirare da 3 punti. E finisce il primo quarto, un bel primo quarto con Verona che era partita molto molto forte, dando vantaggio in doppia cifra, poi Padova era tornata fino a -1, controrisposta di Verona guidata da Romani e poi dopo il canestro di Marquette per provare a ricucire un po' le distanze. Per Verona miglior marcatore Frosini, Francesco con, scusate ho detto Massimo, errore mio, Francesco con 6 punti e 6 punti anche per Mattia Mecenero, mentre per la formazione di casa 9 punti per Guevara e poi ce ne sono 3 per Padovani, 2 per Cavana e 2 per Marquette. No, 5 per Marquette, hanno ancora aggiornato con l'ultima tripla, quindi Marquette secondo miglior realizzatore per la formazione di casa. Sicuramente 2 coach possono essere abbastanza soddisfatti della prestazione offensiva delle loro squadre. Per Padova il tema rimane quello dei rimbalzi offensivi, mentre per Verona quello di evitare falli banali, anche perché a Padova andando presto in bonus poi ha fatto sì che la pressione di Verona dovesse un po' calare. Adesso vedremo le indicazioni che hanno dato i due coach Pitarello e coach Gallea tra la prima e il secondo quarto.
vediamo un po' come si riorganizzano le due squadre, mentre l'altra sfida del girone che sta giocando in questo momento è quella a Trieste, tra la Pallacanestro Trieste e Petrarca. Padova con la formazione ospite in vantaggio 10-6, siamo nel corso del primo quarto. Qui invece il primo quarto è già ampiamente finito e sta per cominciare il secondo col suono della sirena. A livello di statistiche andiamo a vedere un po' di dati sulla partita. 11 rimbalzi a 7 per Verona, che ha anche più assist, ugual numero di palle perse per le due squadre. Padova ha tirato decisamente di più e meglio da 3 punti, 3 su 7 contro 1 su 4. Tutto pronto per ricominciare. Romani, Righetti, Frosini, Frassoni che fa il suo esordio e l'altro fratello Frosini, Massimo, per Verona. Proprio Romano riceve dentro ancora quest'oglio lato debole e ottimo ingresso per Frassoni che trova subito 2 punti. Padova con Guevara, Mozzo, Bettio, Bedin e Marquette. Si apre, bel taglio di Mozzo che non riceve, ma Guevara prova ad andare ancora, palla fuori per Bedin che si prende la tripla senza pensarci e la manda a bersaglio. Pietro Bedin, 3 punti per lui. Palla per Francesco Frosini che va dentro contro il suo omonimo Bettio. Francesco contro Francesco e va a trovare il fallo e 2 tiri liberi. Ovviamente Verona che non solo ha giocatori molto fisici ma anche con capacità di mettere palla per terra, questo li rende ancora più pericolosi. Segna il primo tiro libero, siamo ancora al 100% per la formazione di Casa della Lunetta. 7 su 7. Che diventa 8 su 8, 2 su 2. Bedin a gestire il pallone, vuole attaccare. Frosini fa un gran lavoro. Il fratello, il gemello Massimo, che va a rubare il pallone, commettendo facendo una buona difesa. Esce Guevara col primo riposo della partita, torna Cavana aggravato da 2 falli. Frassoni a gestire il pallone, si apre Frosini, la palla è per il gemello che si prende la tripla, tutto in casa questo canestro. 3 punti per Verona che allunga sul più 10. Marquette, ricezione in punta, palleggio, arresto, tiro, errore, rimbalzo forte di Romani che anticipa Bedin, vuole attaccare il numero 8, scarico in angolo, attacca il recupero, tiro corto per Frassoni, rimbalzo, palla fuori ancora per Massimo Frosi che sbaglia però la conclusione. Cavana a gestire il pallone, blocco fintato da Marquette che poi si apre, cambio iperaggressivo da parte di Frassoni, cambio non cambio, si apre Mozzo per ricevere, esitazione sulla partenza, infrazione di passi per il numero 16. C'è un altro cambio per Verona, esce Francesco Frosini ed entra Marco Turra, fa l'esordio nella partita. Righetti col pallone, un po' di confusione qua nel come cominciare il gioco per Verona che poi attacca forte con Massimo Frosini, trova il secondo fallo di Bettio. Esce il numero 23, torna in campo Tommaso Pilone. Si apre il numero 15, cerca un passaggio, bel intercetto di Pilone che ha le braccia molto molto lunghe. Turra poi consegna a Righetti che dovrà inventare, palla per Romani, stesso errore di prima, ancora al piede sulla linea laterale. La partenza dall'angolo è più difficile perché ha delle caratteristiche completamente diverse da quelle da tutte le altre zone di campo per evitare di mettere il piede fuori. Qui Bedin, palla per Cavana, stagger da giocare per Marquette che si apre in punta, vuole giocarsela, viene a bloccare Pilone,
show aggressivo, split di Marquette, up and under, tiro difficilissimo, circus shot per Isacco Marquette, che abbiamo detto non è al 100% ma riesce comunque a farsi valere. Righetti, palla dentro per Frosinone proprio contro Marquette che salta, Frosinone fa un buon lavoro, c'è il fallo da parte di Marquette, direi. Sì, direi che questa è indicazione arbitrale. Esce Romani e torna Pittana che aveva cominciato la partita in campo. Romani ha fatto molto bene soprattutto come intensità. Marchetti ieri protagonista con 8 punti nel quarto quarto nella vittoria di Padova contro Gorizia. E ha avuto tutti i punti veramente importanti, compresa la bomba della staffa a poco più di un minuto dalla fine. Sbaglia il secondo libero Frosinone, primo errore da lunetta per Verona, e più 9 quindi per la formazione ospite, 33-24. Palla per Cavana in punta, arriva a prenderla, palla in angolo per Mozzo che trova bene con l'extra pass Marquette, tiro velocissimo per Marquette che non sarà al 100% ma intanto è in doppia cifra, 10 punti per lui. Palla per Pivetta che vuole attaccare contro Bedin, tiene molto bene il numero 32, palla dentro, Mozzo prova a toccarla, stoppa Morgan Mozzo, Marquette trovato Cavana per la bomba, per il -3 che non va, Cavana va dentro, cambia il tempo del tiro, esce ancora, Pilone lotta, vuole andare su col pallone, se lo perde lo recupera in qualche modo e poi c'è il recupero da parte di Massimo Frosinone, buona voglia di Pilone, poi un po' sfortunato qui col pallone. La palla va a Turro in punta che vuole attaccare, scarico, ancora la palla dentro, finta e fallo da parte di Pilone. Zocca quindi trova due tiri liberi. No, scusatemi, Turra. Sempre una buona idea usare una finta quando c'è di fianco un lungo stoppatore. Primo tiro libero fuori bersaglio per il numero 15. Secondo tirato decisamente meglio, si vede proprio da come è uscita la palla dalle mani. Rialza Coach Galea il quintetto decisamente con Mecenero che entra al posto di Righetti. Anche se Mecenero abbiamo già visto prima non è assolutamente un lungo nel senso tradizionale del termine. Cavana prova ad andare dentro, trova il fallo, non sull'azione di tiro, on the floor è la chiamata arbitrale. Quindi sarà rimessa dal fondo direi per Padova. Cambi, esce Marquette, esce anche Mozzo, Marquette da gestire oggi, entrano Puleio e Padovani, due fuori quota della formazione di casa, formazione invece ospite di fare a meno anche di Kuzmanic che per un infortunio salterà la prima parte di stagione. Puleio, ricezione per Bedin, la palla arriva a Cavana, blocco step up di Padovani, va dalla parte opposta a Cavana, palleggio, arresto e tiro, anche questo corto, si lotta, a rimbalzi ostacolano però Pilone e Puleio, la palla arriva e c'è il fallo in attacco sulla gran giocata difensiva di Cavana che non sta avendo fortuna col tiro da fuori, prova ad accendersi con una buona giocata difensiva, va a commettere sfondamento Frassoni. Palla per Cavana, due blocchi in fila per Bedin che vuole attaccare il fondo, giro, scarico per Padovani, palla ancora per Cavana con 12 secondi su cronometro, c'è il cambio da parte di Turra, proverà ad attaccarlo Cavana, hesitation, palleggio, arresto e tiro e canestro. Abbiamo detto, si è messo in ritmo con la difesa e poi va a bersaglio col suo jumper. Palla per Frosinone, Cavana ancora in difesa, ultimo tocco proprio del numero 7 e la palla si perde fuori con Frassoni che si occuperà della rimessa. Salita l'intensità difensiva delle due squadre, ecco appena detto c'è un buco colossale di Padova, ma Cavana
aiutato dal buon aiuto di Padovani, che fa perdere un tempo di gioco a Mecenero, riesce a stoppare il numero 18. Esce Frassoni e torna Stocco. La palla va per Mecenero, semigancio e si prende i 2 punti persi in precedenza. Bravissimo qua il numero 18, verticalità nell'esecuzione del semigancio. Blocco di Puleio, la palla arriva a Pilone in qualche modo, torna a Cavana contro Mecenero, scarico per Pilone che va su, il semigancio e trova 2 punti. Buona giocata di Cavana e buon appoggio per Pilone. Palla per Mecenero contro Puleio, cambio di Padovani, Mecenero vuole attaccare, va dentro, hesitation, tiene il perno, anzi no, non lo tiene nell'indicazione arbitrale ed è violazione di passi per il numero 18. Buona difesa di Padovani, non è convintissimo il numero 18, mentre esce Turra e torna a Frosine. C'è time out prima della partita chiesto da coach Pitarello con 4:47 sul cronometro del secondo quarto. Sì, confermo, time out. C'è stato un momento di dubbio da parte degli arbitri se confermare o meno il time out. Padova che ha subito 11 punti in questi primi 5 minuti, che non sono pochissimi, ma sono sicuramente meno di quanto subito nella prima frazione. Sta vincendo il quarto 12-11. Migliori marcatori per le due squadre: Francesco Frosini con 10 punti, è il miglior marcatore per Verona. Ci sono 8 punti per Mecenero e 6 punti per Massimo Frosini, mentre per Padova ci sono 10 punti per Isacco Marchette in 11 minuti, 9 punti in 10 minuti per Aaron Guevara e 4 punti per Alessandro Cavana. Squadra un po' più sbilanciata verso gli esterni, almeno dal punto di vista realizzativo. Poi il basket non è fatto soltanto di canestri, per fortuna aggiungerei. Andando a vedere un po' di statistiche, continua a vincere la lotta a rimbalzo Verona. Padova con qualche situazione di assist in più a riprova di un attacco che sta girando meglio in questa seconda frazione. Mantiene più o meno regolare il dato delle palle perse, 8 per Padova, 7 per Verona. Si torna in campo, direi con i 2 quintetti. No, non sono confermati perché è tornato in campo col numero 72 Vinco per Verona, insieme a Stocco, Mecenero, Francesco e Massimo Frosini. Palla in punta per Puleio, finta di blocco che poi diventa un'uscita per Marchette, si vuole andare da Padovani che se la giocherà contro Frosini, consegnato per Puleio che deve attaccare, dovrà inventare tiro contestato che non va. Bel lavoro di Pilone a rimbalzo che prende e corregge. Tutta alta energia per il numero 19 dopo il giro in panchina. Primo anno in Virtus per lui, che viene dall'Energy Basket Albignasico. Bomba per Massimo Frosini, che invece ha fatto tutto il suo settore giovanile in quel di Verona, sempre con grandi risultati. E qui Vinco con una gran giocata e con 2 punti per lui. Cavana ha preso un colpo sul viso. Adesso si può ripartire, chiede una mano a Marchette per portare sul pallone. La palla viene ricevuta proprio dal numero 36. Stagger proprio per Cavana, pick and roll da giocare con Pilone, va ancora sul lato opposto, alza la parabola, trova 2 punti Alessandro Cavana. I punti del -6, sembrava colpito a morte dal tocco di prima, poi si è ridestato per andare a canestro
Francesco Frosini va forte di mano sinistra. Due lati del mismatch, la parte maggiormente fisica di Pilone sotto il ferro, il dinamismo del numero 11. Cavana, blocco, si apre Marquette, palleggio, arresto, finta e tripla per Marquette! Gran giocata per il numero 36 che ha scaldato la manina, terza bomba di serata, ne ha messe 8 nella vittoria nella prima partita contro Vicenza. Pilone qui con un fallo un po' banalotto su Francesco Frosini, troppa irruenza per lui, ma l'aggressività deve anche essere a volte, così, centellinata. Due tiri liberi per Francesco Frosini. Primo dei quali realizzato dal numero 11, che in assenza di Teo Arimbeua sta prendendo in mano la squadra in questa serata. 2 su 2, bisogna essere molto precisa Verona dalla lunetta, solo 2 errori finora. Marquette col pallone, la palla arriva a Cavana, viene a bloccare Pilone in punta, blocco, gira velocissimo, la palla torna a Marquette che va ad attaccare ancora Righetti, passo per fermare l'arresto, il tiro è corto, Puleio strappa il rimbalzo e quasi chiude l'end one. Puleio che ha un istinto per il rimbalzo offensivo di alto livello, oltre che una buonissima fisicità. Questo gli permette di trovare spesso questo tipo di situazioni. Sbaglia però il primo tiro libero il numero 10, a differenza delle squadre non è solo in quello, ma Padova 4 su 8 dalla lunetta, 50%, diventa 5 su 9, mentre 12 su 14 per Verona. Cambio, torna in campo Mazzuoccolo che non aveva avuto un primo giro in campo fortunatissimo, anche abbastanza veloce. Vediamo se riuscirà a farsi valere in questo secondo giro in campo il numero 14. Come detto, arrivato da Vicenza. Mecenero, palla dentro. Qui prova Padova a darsi una mano sul mismatch pallacanestro, ma c'è il fallo di Puleio, direi sì, e quindi sono due tiri liberi per il numero 11. Si ripropone la scena vista in precedenza. Segna il primo tiro libero Francesco Frosini, 7 su 7 per lui stasera dalla lunetta. Che diventa 8 su 8, tiro morbidissimo, quando la palla entra così non è fortuna come si può pensare, ma vuol dire che la palla girava, è stato un tocco morbido e la palla entra, poi anche un'indicazione ai compagni per evitare di subire altri rimbalzi offensivi. Marquette col pallone, accelerare un po' il ritmo per superare metà campo in tempo. La palla arriva in punta per Cavana, blocco di Pilone, la palla va in angolo, dentro, ho cercato il gioco a 3, la palla in qualche modo viene salvata, poi Puleio con la punta del piede mette il piede fuori e la palla si perde. Coach Gallea decide di usare il suo primo time out per provare magari a disegnare una situazione speciale per mettere il ritmo qualcuno dei suoi giocatori, situazioni ITO che sono sempre più importanti nel basket moderno. Verona avanti 47-39, 16 punti per Francesco Frosini, frutto anche dell'8 su 8 ai liberi e del 4 su 6 da 2 punti, 9 per il fratello gemello Massimo e 8 per Mecenero, che è stato più protagonista nel primo quarto. Per Padova sono saliti a 13 punti per Isacco Marquette con 3 su 5 da 3 punti. Padova che sta anche avendo discrete percentuali al tiro, solo che non riesce a limitare le palle perse, già 10, e soprattutto le azioni offensive di Verona che è già quota 47 punti, facendo
girare molto bene la squadra, segnare i più 20 di plus minus di Francesco Frosini. Plus minus che non è sempre una statistica per forza in grado di dirci tutto, ma in questo caso direi che dice abbastanza, anche 20 di valutazione per lui. Insomma, un primo tempo notevolissimo per il numero 11. Adesso vediamo cosa ha disegnato coach Gallea. Che adesso rimette dentro anche Romani, oltre che Righetti. È proprio Righetti a gestire il pallone. La palla arriva, si vuole andare dentro da Mecenero che riceve, tiene molto bene il perno, il numero 18 che fa un lavoro di perni notevolissimo e appoggia 2 punti al tabellone. La palla arriva a Cavana con un po' di difficoltà, Padova deve superare velocemente a metà campo, la palla torna proprio al numero 7. Palla per Paoletti, battuta schiacciata un po' lenta, ricezione per Marquette, 6 secondi, 5 secondi, perso un po' di tempo da Padova. Righetti ruba poi il pallone al neoentrato Paoletti, arrivato da Conegliano, prima stagione a Padova per lui, classe 2007. Mecenero, ricezione per Righetti, side step, prende la tripla che non va, rimbalzone per Pilone che vuole spingere, la palla va per Cavana che attacca di prima intenzione, trova il contatto e trova i 2 tiri liberi. Molto bravo qui Cavana ne andare a trovare le mani del difensore al momento del tiro. Rimessa dal fondo a indicazione arbitrale, evidentemente segnato il fallo prima dell'azione di tiro. Anche Verona raggiunge il bonus. Screen the screener, si apre Marquette per ricevere, prende la tripla! 3 e ce n'è per 4. Righetti si perde un istante, Marquette che ha un tempo di rilascio velocissimo, prova a contestare lateralmente ma evidentemente non arriva coi tempi corretti. La situazione del fallo studiato a 3 punti è una delle più delicate nella pallacanestro moderna, visto che importanza ha assunto il tipo di conclusione. Marquette sbaglia lì, però Righetti potrebbe dire ball don't lie e la palla va per Verona. Mecenero va a attaccare, contatto da parte di Pilone e 2 tiri liberi per Verona. Coach Pittarello non prende particolarmente bene il contropiede preso da tiro libero. E sono 2 tiri per Mattia Mecenero, primo dei quali realizzato. Ne ha un altro a sua disposizione, il numero 18 che sbaglia e c'è la notizia a rimbalzo. Ultimo tocco da parte di Frosini, buon taglia fuori da parte di Paoletti. Esce Pilone. Esce un po' di confusione con Pilone che non aveva capito che doveva uscire lui. Esce anche Blaio, torna Bedin. Palla per Cavana, è lui a gestire il pallone, uno degli ultimi possessi del primo tempo. Padovani rischia il fallo in attacco sulla ricezione, la palla viene consegnata a Marquette, poi c'è il flare proprio per Padovani che non riceve. Cavana attacca al centro, scarico per Padovani, tiro dalla media non facile, si lotta a rimbalzo, la tocca Cavana, la prende Padovani che va a commettere infrazioni di passi. Sicuramente era un terzo tempo molto lento, forse ha appoggiato 2 volte lo stesso piede nel compiere l'Eurostep sul primo passo. Fatto sta, palla per Verona, discrepanza di 6 secondi tra i cronometri dei 24 e quello della partita. Righetti a gestire, Stagger per far ricevere Mecenero, bel cambio aggressivo di Padovani, cambio della difesa, Paoletti contro Mecenero, attacca di mano destra il numero 18, scarico nell'angolo, bel lavoro di Mazzoccolo che trova un gran canestro di talento. Tirare da lì non è facile come può far sembrare a distanza. 6 secondi, 5 secondi e Mecenero, preso da un raptus di follia, commette fallo. Verona era in bonus, quindi non c'era un fallo da spendere. Ovviamente qui mancanza di comunicazione tra, o comunque comunicazione arrivata in maniera errata
al numero 18 e Cavana ringrazia con 2 tiri liberi. Due su 2 per Cavana e time out chiesto da coach Gallea che cerca di mantenere un certo aplomb, anche se ovviamente insomma, questo improvvido fallo commesso dal suo numero 18 non l'avrà sicuramente fatto contento. Adesso almeno però ha 4 secondi e mezzo per provare a organizzare l'ultimo attacco. Newcastle sta attenti sia ai lanci lunghi sia al giocatore come Righetti che ha range di tiro per provare a tirare anche da molto lontano e ovviamente a non commettere fallo se sei Padova e magari a cercarlo invece se sei Verona. (44-52) il punteggio, 4 secondi punto 5 sul cronometro. Ok, sul display è segnato 2, ma abbiate pazienza. Rimessa per Verona che mantiene il suo quintetto. Attivate Righetti che è quello che parte, non lo vedete inquadrato, ma è quello che parte più lontano di tutti. Probabilmente sarà lui, voglio immaginare, a venire verso la palla o a essere quantomeno una seconda opzione possibile. E Padova chiede un contro time out una volta vista come si era disposta Verona. Questa è una cosa poi il più classico dei giochi a scacchi per provare a vedere come sarebbe disposta la formazione ospite prima di organizzare la fase difensiva. Possiamo vedere se Gallea manterrà la stessa disposizione o se cambierà qualcosa. Quantomeno deve andare su una seconda opzione o quantomeno far finta di farlo. Situazione che si vede raramente ormai nel basket, anche perché spesso queste situazioni non si arriva con entrambe le squadre con un time out, ma che si può verificare soprattutto nei finali di partita, se una squadra è sopra magari un secondo e deve difendere, vede come si dispone provando a ipotizzare quelle che sono le situazioni di gioco più solite in questo caso. Direi che cambia la partenza coach Gallea dei suoi, quantomeno cambia lato, perché Righetti, che è il mio meno personale osservato speciale numero 1, ha cambiato disposizione. Infatti Marquette si appiccica a lui, lasciato molto spazio con Padovani a coprire lo smile. Rimessa con la palla, se la viene a prendere Mecenero, sarà lui a provare il tiro. Palla, buon tiro costruito che non va per Mazzuocolo, ma devo dire in 4 secondi Verona ha fatto ampiamente quello che poteva fare. Finisce il secondo quarto, finisce il primo tempo 44-52, piccola pausa e poi ci vediamo per il secondo tempo di gioco.
Ed eccoci tornati un minuto all'inizio del terzo quarto qui al Palasport di Rubano, 44-52 il risultato del primo tempo. Vediamo un po' gli altri campi in cui sta giocando. Ancora regna l'equilibrio sia tra Trieste e Petrarca all'intervallo 34-36, con Trieste che ha vinto 20-11 la seconda frazione, quantomeno avanti 20-11, e tra Udine e Treviso 17 pari al termine, o comunque durante la prima frazione di gioco. Siamo vediamo un po' se riesco al volo a dirvi, siamo a 1 minuto 33 alla fine del primo quarto in quel di Udine, mentre a Trieste siamo all'intervallo 34-36, quindi Trieste che è rientrata in partita al primo quarto. Qui a Padova meglio gli attacchi delle difese, direbbe qualcuno ben più bravo di me, con Verona che ha dalla sua 7 palle recuperate contro i 2 di Padova, e questo permette alla formazione ospite di essere meritatamente avanti alla fine del primo tempo, 52-44, con assoluto protagonista Francesco Frosini con 16 punti nel primo tempo, impreziositi da 8 su 8 liberi e 20 di valutazione, che sicuramente sono tutte buone notizie per coach Gallea. Guevara con la rimessa, lui, Cavana, Marchette, Pilone, Padovani, quintetto di partenza per Padova, mentre Romani è dentro per Verona, mentre Cavana va a segnare i primi 2 punti del secondo tempo. È proprio Romani a farsi battere, con lui Righetti, Mecenero, i 2 gemelli Frosini, Francesco e Massimo. La palla arriva a Romani che va dentro, prova a rispondere, bello scarico per Mecenero nel mezzangolo, se vuole giocare contro Cavana, che continua sul buon finale del primo tempo, ruba il pallone, trovato Guevara che attacca il centro, poi torna indietro saggiamente. Stagger provato per Marquette che passa da sotto per togliersi la pressione difensiva, cambio della difesa, attacca ancora Marquette, side step, Cavana dovrà inventare, 4 secondi, 2 secondi, tiro su un piede per Cavana corto, rimbalzo per Romani, vuole spingere il numero 8, passaggio velocissimo per Mecenero, Guevara tocca il pallone, Mecenero che forse è rimasto un po' con la testa a quell'errore a fine di secondo quarto, quando ha commesso un fallo in una situazione in cui non ci stava. Ha fatto un'ottima prima frazione il numero 18, Righetti consegnato per lui, la palla poi arriva a Massimo Frosi, sembra Verona giocare con la palla ricoperta di sapone, si gira ed è ancora semigancio con la mano destra per Mecenero, questo movimento ce l'ha ampiamente. Cavana si va a vedere, ricezione veloce per lui, blocco di Marquette, poi di Pilone, la palla torna a Cavana, blocco e riblocco, un po' ferma qui l'attacco di Padova, Guevara ancora per Cavana, un po' qui di confusione per Padova, gioco di rimbalzi, l'ultimo tocco sarebbe di Cavana, ma gli arbitri non hanno angolo per vederlo e quindi la palla rimane alla formazione di casa con 6 secondi. Guevara a occuparsi della rimessa, 6 secondi per Padova per andare al tiro, si apre Marquette, ricezione difficile, la prende Pilone e la palla finisce a Verona e il grande Rashid Wallace avrebbe detto ball don't lie, la palla veramente non mente in questo caso, palla per Verona. Sembrassi alzata intensità difensiva da parte di entrambe le squadre, avevo già detto prima, poi è stato smentito dalla seconda parte del secondo quarto, qui negato lo stagger a Mecenero, Francesco Frosini trova Romani in angolo, bomba prima di serata perché quella precedente all'angolo, stesso angolo, era stata dedicata a 2 punti, palla per Cavana in punta, viene a bloccare, finto di blocco di Padovani che poi si apre per la tripla, tiro molto ben preso da Padovani che lo manda a bersaglio lungo con dimensione perimetrale il numero 11, tiene molto bene
Padovani, arresto un po' difficoltoso, Pilone con una gran difesa in questo caso, palla rubata, Cavana prova a alzare il ritmo, arriva Mecenero a raddoppiare, si va a chiudere in un posto un po' pericoloso il numero 7, la palla viene rubata da Mecenero che poi si divora l'appoggio in maniera sfortunata, ha fatto un gran lavoro difensivo come iniziativa. Padovani, blocco non blocco, attacca Guevara, scarico, si pestano un po' i piedi in questo caso Pilone e Padovani, l'ultimo tocco è di Verona e rimessa per Verona. Finta di blocco di Marquette che poi si apre, la palla va per Guevara, Righetti prova a rubargliela, molto aggressivo il numero 23 adesso, Guevara ancora contro Righetti, lo batte e va a segnare con la mano interna proteggendosi dal difensore Guevara e la Virtus torna a -6. C'è partita qui a Rubano. Francesco Frosini trovato Righetti, anticipato Romani, la palla arriva proprio al numero 8, Guevara molto presente, ancora di più però Massimo Frosini, 2 punti per lui e nuovo +8 per Verona. Cavana attaccare ancora reject, cosa che ha fatto molto bene Padova fin dall'inizio, poi circus shot di Cavana dopo ovviamente che era suonato, che era stato fischiato il fallo e quindi rimessa laterale per Padova. Esce Massimo Frosini all'ultimo canestro ed entra col numero 13 Pittana, quindi ha abbassato un po' il quintetto da coach Gallea, con Pittana che era stato nello starting 5 al posto di Romani, rimesso dentro numero 13. Si apre Pilone per la ricezione, la palla torna a Cavana, viene poi a bloccare per Marquette che taglia, Romani vuole negare a tutti i costi la ricezione, si aggrappa con le mani, va a commettere fallo, non protesta neanche né lui né il coach, anche perché l'aggressività viene chiesta in questo caso. Rimessa per Padova dal fondo con 14 secondi sul cronometro, blocco di Marquette, poi blocco di Pilone per lui, screen the screener, si gioca il pick and roll proprio con Pilone, palla dentro per Pilone che tiene, va su con la mano interna, infatti va a sbagliare, la palla arriva a Pittana che va a far viaggiare per Righetti, finta, ci sarebbe spazio per il tiro, se ne accorge il numero 23 che però sbaglia, Mecenero è più svelto di tutti a rimbalzo e ne mette altri 2, ridà il +10. Si apre Guevara per la tripla, piedi fuori posto, il tiro non va, Pilone molto bene a rimbalzo in questo caso, si fa spazio, va su e sbaglia, ma gran lavoro qui di Tommaso Pilone, di volontà anche perché abbassa il ritmo. Mecenero contro Cavana, potrebbe esserci bisogno di una mano, attacca al fondo, giro, scarico in angolo, Righetti con la tripla che non va, Mecenero ancora a rimbalzo, non va, palla per Guevara, and one, fallo di Righetti, fallo abbastanza sciocco perché è avvenuto quando ormai non c'era più modo di fermare il tiro. Mecenero, ecco, unica pecca della sua partita, un paio di appoggi con la mano sinistra che non sono andati a buon fine. Esce Romani, torna Stocco, mentre esce Pilone, torna Bettio per Padova. Guevara riprende da dove aveva cominciato il primo quarto, quindi con grande aggressività, già 5 punti per lui in questa terza frazione, 5-4, 6-1 il punteggio. Cavana a difendere, palla arriva a Mecenero, la palla torna a Pittana, cambio della difesa, ancora il Mecenero che si prende il tiro a 3 punti, prova a farsi perdonare il numero 18 e colpisce. È partita che tolti quei 2 appoggi e quel fallo, veramente ottima, molto concreta anche per lui. Guevara va dentro, cerca il canestro, non lo trova, lancio lungo per Mecenero e 2 punti ancora per il numero 18. Mecenero che sta salendo in cattedra in questo terzo quarto, blocco
di Bettio. La palla va a Guevara. Guevara vuole attaccare, la palla va, bella scelta di Guevara che trova Marquette, tiro corto, rimbalzo del Mecenero. Adesso Verona sembra aver preso un po' il ritmo della partita, la palla torna ancora, attacca e va a segnare 2 punti. Pittana che si sblocca, massimo vantaggio, vado a memoria ma sono abbastanza convinto, per Verona che ha di nuovo accelerato dal punto di vista offensivo. Sono già 16 punti per la formazione ospite in questo terzo quarto in poco più di 5 minuti e punteggio di 68-54, 20 punti del Mecenero, 12 in questa frazione. Lui nettamente il miglior marcatore di questo terzo quarto, mentre per Padova sono stati 5 punti per Guevara che ha salito a 4-14, secondo miglior marcatore dietro ai 16 punti di Isacco Marquette, ma il problema per Padova non è assolutamente offensivo perché la formazione di casa comunque anche in questo terzo quarto sta costruendo buoni tiri e sta anche trovando buone situazioni con i suoi giocatori di riferimento. Sta mancando un po' di precisione difensiva, anche è vero che in alcuni casi e l'unica pecca diciamo offensiva sono le palle perse che hanno garantito un po' di punti in contropiedi abbastanza facili a Verona, e contro una squadra così forte, con così tante ambizioni, non puoi permetterti alcun errore se vuoi provare a rimanere nella partita, cosa che finora Padova ha fatto molto bene. Al primo colpo di Verona all'inizio del primo quarto è riuscito a resistere, vediamo se a questo colpo di inizio terzo quarto riesce ancora a tenere botta la formazione di casa. Ci arriva il riposo per Mecenero con il ritorno in campo di Massimo Frosini. Cavana per ricevere, arriva il raddoppio subito di Verona, la palla torna ancora a Cavana, la palla è per il numero 7. Il sistema Padova ma ha perso abbastanza tempo per la pressione di Verona, 9 secondi, 8 secondi, 6 secondi, doveva inventare Guevara ancora, Snake sul pick and roll, tiro complesso che non va, rimbalzo per Pittana, in qualche modo trova Righetti che si arresta, tira senza pensarci, lungo rimbalzo per Francesco Frosini che da un po' che non si faceva sentire e dice eccomi qua, sono tornato, 2 punti, 18 personali per quello che è stato il miglior giocatore di Verona nel primo tempo, mentre sta per tornare in campo anche Mazzuoco, autore di un bel canestro alla fine del secondo quarto. Marquette, show aggressivo, palla buona per Bettio dentro l'area e bel canestro per Francesco Bettio. Padova che ha bisogno di trovare anche qualche punto dentro l'area con i suoi giocatori interni. Qui bella giocata sull'asse Marquette-Bettio, attacca la linea di fondo, tripla per Verona che non va, ma bel lavoro ancora da parte della formazione ospite. Palla dentro ancora per Frosini, si apre e va a bersaglio Stocco. In precedenza molto bravo Pittana che è entrato con un altro piglio in questo secondo tempo, ha fatto già una serie di ottime giocate. Marquette, blocco di Cavana, si apre Bettio, altro lavoro di potenza di mano sinistra, ma chiara indicazione di coach Pittarello di andare a coinvolgere anche i lunghi, visto che l'attenzione generata dagli esterni finora. Si apre Righetti per ricevere, perso in un errore di comunicazione da Marquette e sono 2 punti per il numero 33, sempre in controllo, palla per Bettio, ribaltamento per Guevara, uscita per Marquette che mette a posto i piedi per tirare a 3 punti, corto, è un po' stanco Isacco Marquette in questo momento della partita, mi ha detto non è al meglio delle sue condizioni. Palla dentro per Francesco Frosini a parte di Pittana che veramente ha cambiato questo terzo quarto con la sua intensità. Esce Marquette ed esce Padovani, tornano Bedin e Puleio, quindi abbassa il quintetto coach Pittarello andando a giocare con praticamente 4 esterni, perché Bedin e Puleio, per quanto giocatori con centimetri e chili, sono
degli esterni, diciamo Puleio fungerà da numero 4, ma insomma termini che nel basket di oggi contano poco. Se vedete anche la formazione ospite, 3 giocatori sui 2 metri, se voi riuscite a dirmi chi è il 3, chi è il 4 e chi è il 5, complimenti, i giocatori che sempre di più vengono formati per poter fare più cose. Sbaglia più un tiro libero Frosinone, venga messo verbale che l'unica volta che non ho detto che non aveva ancora sbagliato ha sbagliato. Col secondo arriva 4 a 19 e c'è cambio per lui, direi, ed entra col numero 80 Campion, che a memoria non era ancora entrato. Sì, non era ancora entrato. Controllato sul referto. Guevara, palla per Bedin, cambio della difesa, la palla arriva a Cavana che dovrà inventare, prova il fallo, a trovare il fallo, ma Frosinone fa un grandissimo lavoro, prima su uno, poi su secondo attacco, bella palla in angolo per Bedin, tiro lungo, si lotta a rimbalzo, Bettio la prende, scadono i 24 secondi che sono stati erroneamente riciclati e vengono giustamente fischiati i 24. Ovviamente a volte può scappare il dito, nulla di grave. Palla per Verona con Pitana in possesso di palla, al numero 13 che va a commettere qui un'ingenuità. Ottima pressione da parte di Marquette che recupera il pallone che aveva in precedenza perso Padova. Viene cambiato immediatamente il numero 13, torna dentro Vinco, però al di là di questa palla persa molto meglio Pitana, mentre insieme a Mecenero, l'autore del parziale di Verona. Cavana a gestire il pallone, uscita per Guevara, consigliato ancora per Cavana, vuole attaccare il numero 7, hesitation, blocco, la palla arriva dentro a Bettio, bel lavoro di Bettio, extra pass, gioca molto bene qui Padova in attacco, il tiro entra ed esce, ma attacco convincente di Padova. Frosinone attacca, trovato in angolo per la tripla che non va a Stocco che aveva segnato in precedenza, si lotta a rimbalzo, la prende in qualche modo Bettio, vuole spingere Guevara, tackle da parte di Stocco che si trova sulla strada di Guevara. Segna il primo dei due Aaron Guevara, provando a ricucire un po' in questo finale. Padova avrebbe trovare qualche altro punticino per rimettersi in corsa in questa partita. Padova che ha falli da spendere, la palla arriva, Puleio con la pressione su Mazzoccolo, palla ribaltata a skip con troppa forza e la palla è per Padova. Padova che, avendo falli da spendere, si può permettersi di alzare molto la sua pressione. Vedremo quale sarà l'indicazione di coach Pittarello. Si vuole andare dentro da Francesco Bettio, arriva il fallo da parte di Campion. Sono 2 tiri liberi per Bettio perché Verona è in bonus. Bettio sbaglia però la prima conclusione della lunetta, continua a faticare Padova dalla linea del tiro libero. 9 su 15 contro il 16 su 20 di Verona. 0 su 2 per Bettio, pesante, potevano tornare comodi questi 2 punti. Qui ancora col pallone da gestire sulla pressione di Marquette. Ancora Puleio molto aggressivo, cambio-ricambio, la palla va in angolo a Mazzoccolo che attacca. C'è il fallo? Direi sì. Fallo da parte di Bettio contro Mazzoccolo, che diciamo fisico teoricamente del giocatore interno, ma giocatore con caratteristiche da assoluto esterno.
Vicenza spesso faceva anche portatori di palla. Vinco non riceve sullo screen the screen, la stessa rimessa di Padova, la palla arriva a Campion che la ridà proprio a Vinco. Dovrà inventare il numero 72, ultima azione del quarto, discrepanza di 2 secondi. Palla in angolo per Campione che non viene messo nelle migliori situazioni, neanche Frosini che sbaglia il tiro. Si lotta, la palla va e finisce così. Il terzo quarto di gioco, 76-60, più 16 per Verona, che ha allungato decisamente, ritrovando una difesa più costante, mantenendo più o meno le stesse percentuali realizzative a livello offensivo, guidata da Frosini e Mecenero, 20 e 19 19 e 20 punti rispettivamente. Insomma, rimangono i due giocatori di riferimento in questa partita per la formazione ospite. 11 anche per Massimo Frosini, sono questi 3 giocatori in doppia cifra per Verona, mentre per Padova 18 punti per Guevara, 9 in questa frazione, è stato lui a tenere in linea di galleggiamento la formazione patavina. 16 per Marquette che non ha però trovato la via del canestro in questo terzo quarto, e 10 punti per Alessandro Cavana. Andiamo a dare un po' di dati generali. Continua la dominio a rimbalzi Verona, 30-19, anche più assist, più falli personali, a riprova di quell'aggressività di cui parlavamo in precedenza. Insomma, partita che vede la formazione veronese poi tirare col 68% da 2. Padova tira di più e meglio da 3 punti, 42% contro 33 di Verona, e 2 tipi realizzati in più, però ovviamente quella differenza sia i liberi 10 su 17 contro 16 su 20 che da 2 fa per ora la partita. Negli altri campi al volo, visto che ci siamo, è cominciata anche la sfida tra Oderzo e Real Venezia. Sul campo di Udine conduce 29-28 quando mancano 2 minuti alla fine del secondo quarto. Udine che ha vinto nella prima giornata, come vedete dalla grafica che scorre in sottoimpressione, in sovraimpressione, infatti è a 2 punti, mentre all'Allianz Dome di Trieste la formazione di casa ha allungato a più 10 attualmente, con 18-6 nel terzo quarto, mancano con 4:20 a giocare, quindi partita ancora molto lunga. Qui invece siamo all'inizio del quarto quarto e Padova deve provare in qualche modo a rimettere in piedi la partita nei primi minuti del quarto periodo. Per farlo coach Pitarello continua ad affidarsi a un quintetto piccolo con Guevara, Cavana, Bettio, unico interno, Bedin e Puleio, mentre gli ospiti Campion, Vinco, Frosini, Mazzoccolo e Stocco. Palla dentro proprio per Frosini, quasi raddoppiato, vuole giocarsi al numero 17 che sbaglia il tiro, si lotta, rimbalzo, ancora la presenza di Verona a rimbalzo, ancora errore, ancora si lotta. Cavana molto bravo a prendere il pallone. Guevara in palleggio, blocco di Bedin, blocco per mandare spallacanestro, Bettio si perde la difesa, consigliato per Cavana che si arresta, c'è lotta a rimbalzo, Puleio prova ad andare forte a rimbalzo e c'è fallo per il numero 10 che quindi lascia il pallone a Verona, è pronto a tornare il numero 15 Turra per Verona. Dato un colpo preso da Campion, direi, sì, da Campion. Speriamo alla spalla, speriamo ovviamente nulla di grave. Mazzocco riceve in angolo, deve attaccare il fondo, Bedin fa un ottimo lavoro, la palla esce, viene toccata da Pietro Bedin che ha delle caratteristiche difensive da giocatore di altissimo livello, mentre il colpo sembra essere abbastanza forte per Campion e c'è un fallo in attacco nel mentre per Massimo Frosini nel provare a ricevere il pallone. Colpo al gomito, direi, per Campion, che viene adesso accompagnato per ulteriori accertamenti. Cavana, blocco di Bedin, poi si vuole andare ancora
da Francesco Bettio, molto cavalcato in questo momento della partita. Bettio va dentro e non trova l'appoggio, sfortunatissimo il capitano dell'Under 19 eccellenza. Grande palla nell'angolo per Mazzuoccolo che prende e tira lungo, grande palla di Turra ma che non è poi fortunato, e c'è l'ottimo fallo di Vinco, questo sì con fai da spendere, che va a semplificare la vita a Verona che era molto sbilanciata. Esce Mazzuoccolo che ha preso una conclusione molto complessa, non è entrata, torna Righetti. Guevara a occuparsi della rimessa per aversi sistemato i pantaloncini. E si riparte, ricezione per Bettio in punta, la palla dovrebbe tornare a Guevara, Vinco fa un gran lavoro per negare la ricezione, forza al blocco, palla in angolo, la palla torna ancora a Guevara, in angolo per Puleio, extra pass per Cavana, ottimo lavoro di Padova che infatti va a trovare 2 punti, forse migliore azione offensiva della formazione di casa nella partita, con palla che si è sempre mossa mantenendo i vantaggi. Vinco a gestire il pallone, va via Righetti, la palla arriva, flash forte di Frosini che va su, sbaglia, prende il suo rimbalzo e trova infine i 2 punti. Prendo i primi 2 punti del quarto periodo per Verona che mantiene così le sue 16 lunghezze di vantaggio con cui aveva cominciato il quarto periodo. Blocco di Bettio per Cavana, Cavana chiude il palleggio, palla per Guevara, vuole attaccare il fondo, trova il modo, altro appoggio che entra e esce, si lotta a rimbalzo e c'è il fallo di Bettio che deve evidentemente aver spinto, scusate, nell'interpretazione arbitrale. Va a commettere fallo. Adesso torna un quintetto un po' più fisico Padova con Mozzo che entra per Guevara. Palla per Righetti in punta, attacca 33, scarico in angolo. Frosini con la tripla a bersaglio. Adesso è il nuovo protagonista per Verona è Massimo Frosini, vedete ancora la quantità di giocatori di talento che ha a disposizione la formazione ospite. Uscita per Puleio che cerca un passaggio difficile, ancora Massimo Frosini che adesso prende in mano la partita. Righetti con la tripla che non va, Puleio con un bel lavoro a rimbalzo qui. Palla per Cavana, blocco di Bettio, non c'è vantaggio, Cavana dovrà inventare dal palleggio, 9 secondi, 8 secondi, la palla va ancora, Cavana attacca al fondo, si crea separazione per il tiro e lo segna. Tanti palleggi, nessun passaggio, ma canestro tirato fuori dal cilindro di Alessandro Cavana. Ha detto che difficoltà a mettere punti a referto non ne ha, mentre qui ha difficoltà Verona a gestire il pallone. Bedin prova a attaccare, spinge troppo il palleggio e perde la palla, ma buona giocata difensiva per il numero 32. Si rammarica qui Padova perché era una buona occasione per provare a ricucire un minimo, ma tante la grande fatica fatta, sono sempre 16 le lunghezze di vantaggio per la formazione ospite. Coach Galea mi sembra che chieda ai suoi di mantenere attenzione fino alla fine della sfida, perché ovviamente il match è ovviamente importante, anche perché poi in questi campionati dove poi, come ben sa Verona l'anno scorso, a volte il singolo canestro fa la differenza, giocare tutte le partite fino all'ultimo secondo è ovviamente importante.
5-5 in questo primo quarto a basso punteggio. Ovviamente tutto questo gioca a vantaggio di Verona, che è avanti di 16 lunghezze, mentre evidentemente l'infortunio per Campion deve essere abbastanza grave. Abbiamo visto il dirigente accompagnatore parlare con gli arbitri. Adesso si avvicina quello che è il medico di riferimento della Virtus Padova per parlare col ragazzo. Ovviamente auguriamo un pronto recupero e che non sia nulla di grave per lui. Non ho capito se è spalla o gomito, ma dai segni che vengono fatti direi spalla. Prima sembrava gomito, insomma, alla fine ovviamente, insomma, ripeto, speriamo sia nulla di che. Romani che è tornato in campo per Verona, dai la palla a Vinco, palla per Righetti, Padova zona direi in uscita dal time out. Frosini dice vabbè, uomo a zono, uomo zona, a me non cambia niente, va verso il ferro il numero 17 e va a trovare il fallo. Però prima delle azioni di tiro, quindi rimessa per Verona. Frosi trovato Righetti, perso dalla difesa sul cambio, lotta a rimbalzo, bel lavoro di Bedin che nega ricezione, è tornato Padovani per Bettio. Stagger per Puleio che riceve in punta, palla per Cavana ancora che dovrà inventare, palleggio, tiro contestato per Cavana che non va, rimbalzo per Frosini, palla per Vinco che trova Francesco Frosini che si gira, trova con un pelo di ritardo il compagno libero, extra pass molto buono di Romani, il tiro entra e esce. I ferri si rifiutano di far entrare il pallone in questo quarto. Bedin conduce la transizione, lui a chiamare il gioco per Padova, si apre Cavana che riceve in punta, consigliato ancora per Bedin che poi attacca di mano sinistra, va però in uno spazio che non c'è. Righetti fa viaggiare la palla, trovato un Frosini per l'altro e Francesco Frosini 2 punti su assist di Massimo. Ancora questa connection familiare che colpisce dal più 18 a Verona. Cavana, blocco di Padovani, Mozzo vuole attaccare in palleggio, giro, prova il tiro di mano sinistra, non va. Puleio ancora rimbalzo, ancora con molta energia, ancora però con troppa energia, fallo per il numero 10 e rimessa per Verona con coach Callea che chiede time out probabilmente per provare a organizzare qualcosa o contro la zona che prima ha bozzato Padova o per, insomma, visto che a livello giovanile le partite non hanno un senso solo per il risultato ma anche per la crescita dei giocatori, provare a insistere su qualche concetto su cui starà lavorando con i suoi ragazzi. (4:34 sul cronometro). Andiamo a dare un'altra occhiata velocissima agli altri campi dove Trieste continua a essere in vantaggio all'inizio del quarto, 60-51, quindi partita ancora apertissima contro Petrarca. Ancora regna l'equilibrio tra Udine e Treviso in quel di Udine, con Treviso che però è riuscita a allungare sul +2 dopo aver inseguito a lungo, mentre Ray era avanti comodamente 22-10 nel primo, quando manca 1:22 alla fine del primo quarto contro Oderzo. Ovviamente sfida difficile per la formazione trevigiana che però insomma ovviamente fa di tutto per provare a portare a casa la partita. Qui anche qui la formazione di casa in una situazione non facile, 18 punti da recuperare, 4:34 sul cronometro. Con la palla per Treviso, Pittana che è tornato in campo, Righetti, palla dentro, Mozzo anticipa, altro passaggio, Frosini, ma altro appoggio sbagliato di mano sinistra. Puleio, palla per Cavana che rinuncia, attacca, scarico per Guevarra
si ferma un attimo il tempo, fa la bella giocata da parte di Mozzo che finta il blocco e va. Gran giocata qui con Guevara, i 2 punti per Morgan Mozzo. Pressione con Romani che passa la palla praticamente a memoria nell'angolo a Frosini, che aveva deciso di stringere, cosa che non era forse nei piani. Romani viene cambiato, non penso per questo che il cambio era già previsto. Torna in campo Mecenero, ha fatto un lungo riposo in questo quarto, pronto per il rush finale perché Padova non molla. Cavana con la ricezione, consigliato ancora per Guevara, viene a bloccare Padovani che finta il blocco, poi va la palla in angolo da Puleio che attacca di mano destra, di potenza, va su e ne trova altri 2. Padova adesso prova a ridurre lo svantaggio, sarebbe libero Francesco Frosini, blocco e riblocco, la palla va a Righetti, dentro Puleio ancora aggressivo, palla in angolo per Massimo Frosini che punisce lì dove la zona 3-2 è più debole, ovvero negli angoli. Ancora Francesco per Massimo, 2 continuano a regalare canestri. Cavana attacca, scarico nell'angolo per Puleio che attacca ancora, giro trovato Mozzo che rischia l'infrazione di passi, poi prova il semigancio abbondante, palla per Pittana, forse era uno scarico più facile di precedenza. Pittana in angolo per Righetti che non forza, ovviamente gioca anche col cronometro Verona in questo momento. Attacca al fondo Pittana, va su a trovare il canestro buono, fischio solo perché c'è stato un tocco sulla retina e sul tabellone. 2 punti convalidati per il numero 13 che si sincera con uno dei 2 arbitri che sia stato dato buono, ovviamente come ogni giocatore. 2 punti fanno mai schifo. Cavana per Guevara, blocco, palla un po' lunga per Padovani che la consegna, cambio ancora aggressivo di Verona. Guevara contro Mecenero, dovrà attaccare il numero 9, tiene molto bene, poi ci mette la mano Verona. E gran difesa di Verona che obbliga Padova all'infrazione di 24 secondi, mentre Romani torna in campo per Righetti. Righetti che ha fatto una partita molto, molto solida, non particolarmente, diciamo così, esuberante dal punto di vista realizzativo, ma è stato molto, molto preciso nella gestione dei suoi compagni. Pittana col pallone, ancora la zona 2 da attaccare per Verona, bella palla dentro, primo errore della partita per Francesco Frosini, ma un tiro che anche questo è tutt'altro che facile, però molto ben giocata qui da Verona. Cavana attacca, la palla arriva a Guevara che rinuncia al tiro, si apre Padovani per la tripla, attacca il recupero, scarico in angolo, ben fatto, extra pass per Guevara, ma Verona è precisissima a riaccoppiarsi, dovrà forzare Padovani che sfruttando i maggiori centimetri segna la tripla, ma sembra ormai tardi, anzi è ormai tardi, più 16 ancora per Verona, ancora taglio e ancora canestro per coach per Verona. Buone indicazioni anche la capacità di adattarsi alla difesa diversa di Padova. Cavana attacca, tiro complesso anche questo, altri 2 punti per Alessandro Cavana che con Marquette fuori dai giochi perché in condizioni fisiche diciamo non ottimali ha preso in mano nel secondo tempo Padova. Ancora tiro aperto nell'angolo per Romani che sbaglia, si vuole a rimbalzo, lotta all'ultimo tocco è di Pittana che però ha messo un'intensità completamente diversa nel secondo tempo. Esce Francesco Frosini, torna in campo Frassoni, adesso è anche il fratello, torna in campo Alessio Mazzuccolo. Alla fine sono 60 punti in 3 per i 2 fratelli Frosini e Mecenero, 60 dei 90 di squadra, insomma alla fine un bel pezzo della partita è lì per Verona. Poi è stata brava a non concedere più tanti tiri liberi come nel primo tempo, però
mancato qualcosa dal punto di vista offensivo nel quarto quarto. Per Padova ci sono 49 punti dai suoi 3 esterni e 9 punti per Francesco Padovani, frutto di 3 su 4 da 3 punti, e anche nel secondo tempo una maggiore distribuzione dei palloni, che è riuscito a coinvolgere più giocatori. Padova ha provato più volte a rientrare nella partita, brava Verona a terra lontana, ovviamente Marchetti da soli 23 minuti per, ripetiamo, problemi fisici non ha aiutato. Insomma, quindi diciamo che ormai la partita è finita più o meno, però ovviamente il coach Pittarello, per il discorso di prima di provare a allenare fino alla fine, vuole provare a insistere su quello su cui sta lavorando con i suoi ragazzi in questo ultimo minuto di gioco. 55 secondi, punto 9 sul cronometro, e quindi direi che adesso avremo quella che sarà uno degli ultimi possessi della partita, quello che presumo sia l'ultimo timeout della sfida. Rimessa e metacampo offensiva, infatti queste situazioni sono anche usate per provare qualche situazione che magari un domani dovrei usare in un fine partita. Per il discorso di prima, allenare le situazioni ATO che agli allenatori piacciono tanto. Vedremo cosa farà in questo caso Padova. Cavana a gestire il pallone, trovato Guevara, si apre proprio Cavana e c'è il fallo da parte di Alessio Mazzuocolo, che prova a essere iperaggressivo. Non la sua partita più fortunata oggi, poi ovviamente, però ripetiamo, giocatore che ha indubbie qualità. Puleio a occuparsi della rimessa, riceve Guevara, si apre ancora Cavana, la palla è per lui e c'è un altro fallo di Mazzuocolo e rimessa ancora per Padova. Il giorno della marmotta, vediamo se al terzo tentativo Padova riesce a far andare il pallone in campo dove vuole, perché ovviamente Verona proverà a impedirlo. 41,8 sul cronometro. Era un po' di sudore, ovviamente i giocatori sono cascati, ovviamente, essendo a finale di partita, diciamo, sono tutti piuttosto sudati, quindi c'era da asciugare il campo. Pulei a occuparsi della rimessa, ricezione per Guevara, ancora questo blocco, stavolta Mazzuocolo passa sotto, non lo forza, la palla arriva a Cavana, 7 secondi, 6 secondi, Cavana dovrà inventare, cambia il tempo del tiro, quasi fa canestro, rimbalzo, ultimo tocco di Padovani, che è andato molto bene al rimbalzo, e palla per Verona. Pittana a gestire il pallone, direi che Verona userà questo possesso ancora per provare ad allenarsi contro la zona, questa idea direi, però diciamo che Pittana prende il suo tempo, adesso arriva a bloccare Mecenero, una condizione che coinvolge una sponda per provare dopo il taglio del lungo. Così avviene, Mecenero si gira, ancora semigancio mano destra, voleva il titolo di miglior marcatore della partita, lo trova Guevara, scarico per Mozzo che prova la bomba allo scadere, che non va. Finisce così una bella partita tra Virtus Padova e De Zanis Verona, con la formazione ospite che fa valere i gradi di essere una delle favorite del girone, con una prestazione condotta all'inizio e alla fine. Brava Padova più volte a provare a rientrare, poi l'allungo decisivo nel terzo quarto guidato da Mecenero, che è anche il miglior realizzatore della sfida con 22 punti per Padova, primo stop stagionale, seconda vittoria su 2 uscite per Verona. Grazie per chi ha seguito questa diretta, ringrazio i ragazzi di Storia Giovanile per le riprese, Giacomo Salmaso per la regia, anche da parte mia Martino Gaspari un ringraziamento per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima con le partite del campionato Under 19 Eccellenza.